Allora, prima di entrare nuovamente nel dibattito, sentiamo l'intervista che è stata fatta al governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, e poi al ministro Enrico Costa, ministro per gli affari regionali e le autonomie, sempre al riguardo. Vediamo insieme. Presidente Luca Zaia, un momento importante prossimo di cui non abbiamo ancora la data. Cosa vuol dire maggiore autonomia? Cosa vuol dire questo referendum? Potrei liquidarla una frase tipicamente veneta, Paroni a casa nostra, vuol dire 9/10 delle tasse qui da noi sono circa 21 miliardi di euro, vuol dire riuscire a avere un potere amministrativo e legislativo, vuol dire programmare la vita dei veneti, vuol dire anche ridurre le catene decisionali, ma tutta l'autonomia non significa solo tasse, ma significa gestire competenze importanti, tutta la sanità, gestire tutta l'istruzione, pagare noi gli insegnanti, decidere i programmi e molto altro ancora. Ma secondo lei le deleghe potrebbero abbracciare anche quest'ambito fiscale molto delicato? Sì, assolutamente sì, anche perché comunque sfido chiunque a dire che da qui all'infinito la nostra Costituzione resterà mummificata. Proprio per questo motivo noi vogliamo fare in modo che lo sia pochissimo mummificata rispetto alle istanze del nostro territorio. Un messaggio per i cittadini? Questa è una partita storica, decideranno loro se votar sì o votar no. È un dossier in mano ai veneti, non è il dossier di Luca Zaia o di qualche partito. Alla luce di tutto questo faremo in modo che se il dossier sarà un dossier ben istruito, con una bella affluenza alle urne, un bel risultato per il sì, andremo a fare battaglia vera. Se i veneti decideranno che non vogliono essere padroni a casa nostra e voteranno no all'autonomia, sarò io a chiudere il dossier. Ma non a chiudere la partita? No, assolutamente, io ho rispetto per i cittadini e non penso che debbano essere considerati semplicemente dei numeri. Questa è una partita storica, è la prima regione in Italia che ha questa opportunità. Che cosa ne pensa? Verrà concessa in che termini? Che cosa comporta per la Regione Veneto e per lo Stato italiano? Io penso che sarebbe un passo storico, proprio per questo io penso che ci voglia un comportamento costruttivo da parte di tutti, un comportamento non demagogico che punti soprattutto sui contenuti. Quindi maggiori deleghe, maggiore autonomia, ma che rischiano anche altre regioni di chiederla? No, è necessario che ci sia un percorso ben chiaro e definito. Io adesso ho ricevuto nel maggio dello scorso anno la richiesta, l'avvio del percorso da parte della Regione Veneto, l'ho presa seriamente, penso che la Regione Veneto voglia fare altrettanto, questa è la base di partenza. Poi ovviamente conteranno i contenuti e l'intesa, il negoziato va fatta sui contenuti. Che cosa ne pensate? In che senso? Soprattutto l'apertura, apertura o non apertura, o resta galleggia il Ministro con la sua risposta? E con i contenuti cosa può andare a intendere? Demagogia, in che senso? È chiaro che dal punto di vista dell'Italia è demagogico il fatto che il Veneto possa tenersi i suoi 21 miliardi di euro. Su questo è chiaro, questo intende dire il Ministro. Però nulla toglie e non nega comunque che ci sia una questione comunque veneta in questo caso che va in qualche maniera rispettata e che ci sia comunque delle competenze a cui si andrà a discutere, bisognerà discutere seriamente, perché vedete il tema è quello che una volta che il popolo si esprimerà, e io mi auguro che appunto si esprima in maniera plebiscitaria per il sì, Roma deve mettersi davanti allo specchio e fare un ragionamento, perché noi non siamo una democrazia evoluta come quella inglese, non possiamo illudersi di essere come gli inglesi che prendono atto del fatto che ci esprimiamo e diciamo no all'Unione Europea e quindi i politici in maniera seria dicono no, hanno detto no, bisogna che andiamo fuori. Qui è più tosta, è più dura perché non siamo una democrazia evoluta, quindi davvero Zaia lo dice anche, inizierà una battaglia, ma sicuramente sarà una battaglia, non deve essere demagogica per cui non dobbiamo prendersi in giro nessuno, ma deve essere una battaglia sui contenuti proprio come dice il Ministro, perché vedete possiamo prendere in giro i veneti all'infinito, per carità, lo Stato può continuare a denigrare i veneti come qualcuno diceva all'infinito, ma la verità è che poi a un certo punto un popolo si stanca, ecco che allora a quel punto lì davvero una marcia verso una ipotetica indipendenza non potrà più fermarla nessuno, perché a quel punto lì non verrà ascoltato il popolo, nemmeno quando si mette anche dal punto di vista delle istituzioni, al di là delle piazze, si mette e cerca di trovare un dialogo, se non si trova un dialogo a un certo punto anche tra marito e moglie si dice senti noi ci separiamo e decidiamo di andare oltre. Io credo che saranno intelligenti nel capire che questa questione va affrontata.
lo hanno fatto con tantissime altre regioni del sud quando hanno avuto degli oggettivi problemi, hanno dato centinaia, migliaia di miliardi di euro. Mi auguro che i veneti, che non chiedono soldi ma semplicemente di gestire una parte del loro frutto del loro lavoro, possa rimanere a casa. Ritengo che questa sia una situazione di buonsenso incredibile. Se ancora pensano a Roma di governare questo Stato intero, il Veneto per i suoi bisogni, ma le altre regioni per gli altri bisogni che hanno, nella maniera cieca e sorda, per carità lo facciano pure, però poi non si meraviglino che la gente non è che non andrà più a votare, ma bensì sarà sfiduciata sempre di più, ci sarà sempre meno partecipazione. Per rendere partecipe il cittadino bisogna ascoltarlo assolutamente. Se questo può interessare, puntini puntini, Marchetto, cosa ne dice? Ma guardi, torno a dire, da 20-30 anni che si parla di federalismo, cioè noi appoggiamo il referendum, per carità di Dio. Ma secondo lei il ministro ha dato un'apertura? Ma il ministro, questo ministro fa parte di un governo fantasma che non dovrebbe esistere. Questi qua dovevano tutti essere licenziati, dovevano dimettersi, avere il coraggio di dimettersi e a tornare a fare quello che facevano prima, sperando che abbiano un lavoro, che facessero qualcosa prima di fare politica. Perché questa è gente che vive da anni solo con la politica, che è lì, che dopo che ha preso uno schiaffone, che se lo ricorderanno per sempre, figurato, il 4 di dicembre, adesso continuano ancora a essere lì, a venire alle conferenze, ma dovevano dimettersi. Questo è un governo che deve andare a casa, che dobbiamo licenziare e che non dovrà neanche dire più una parola se i veneti dovranno o meno esprimersi. Sarà il prossimo governo che deve interessarsi di questo. Cioè, ma ci stiamo prendendo in giro? Cioè, 30 anni che si parla di federalismo e io domando, ma perché la Lega non l'ha fatto quando aveva il Senato suo, quando governava, quando aveva i ministeri? Perché non l'avete fatto? Spiegatecelo a noi veneti. Avevo i pantaloncini corti quando vedevo la gallina con le uova che andavano a Roma, vedevo la mucca veneta che veniva munta. Ma perché in 30 anni non siete riusciti a fare niente? Questo mi chiedo. È anche per questo che è nato il Movimento 5 Stelle, perché siamo stanchi di essere presi in giro. Poi, chiudo, ma non pensiamo che se domani passa l'autonomia il Veneto diventi il Trentino Alto Adige, perché purtroppo il malaffare c'è anche in Veneto. Il Mose non l'hanno mica fatto a Reggio Calabria, è qua, hanno mangiato 5 miliardi, cioè da domani, io ho esperienza di consiglio comunale, da domani se arriva l'autonomia mica siamo la Florida, qua veramente c'è il bisogno del ricambio, ma ricambio anche di modus operandi, cioè deve esserci trasparenza, deve esserci chiarezza, deve esserci onestà, non onestà a fare le pulci sulle stupidaggini, onestà nel fare le cose per il bene del popolo, per il bene di chi ti ha eletto. Questo è il cambiamento. Anche se, attenzione, stiamo parlando di un referendum sull'autonomia che non comporta l'autonomia, cioè si fa il referendum, non è che siamo autonomi. Dopo va precisato questo perché altrimenti... Comunque è un segnale che viene dato. È un segnale, questo è importantissimo, ricordiamolo assolutamente. Solo perché insomma ha preso in causa il fatto che in 30 anni non si è fatto niente. 30 anni. I processi autonomisti, federalisti, chiamiamoli così, o indipendentisti, non è che in 10 anni, in 20 anni, in 30 anni li porti a casa. Ci sono dei percorsi che devi cercare di fare, anche sbagliando. Fai un percorso, se ti rendi conto che quella strada non è percorribile, cerchi di trovare. Io dicevo sempre, tante volte mi dicono, ma guarda i catalani, guarda gli scozzesi, guarda i baschi, il loro percorso. Ogni popolo deve trovare il proprio percorso. Arrivare a un'autonomia o a un'indipendenza o comunque a un qualcosa che rendi il Veneto protagonista è un percorso che va affrontato e va affrontato piano piano, e si fa anche dal punto di vista, l'autonomia non ne avresti mai sentito parlare se non c'era la Lega Nord, cioè è la Lega Nord che ha inserito nel vocabolario italiano le parole autonomia, federalismo, indipendenza. Prima nessuno era autonomista, adesso sono tutti autonomisti. Sì, no, il 5 Stelle, voglio dire, per dare adito anche, è anche favorevole al referendum per l'indipendenza. Ma chi ha inserito nel vocabolario anche della lingua italiana, perché prima erano cancellate con la scolorina, i temi autonomia e indipendenza? Io lo vedo mio padre dice, guarda, quando io giovane non ho mai sentito parlare di federalismo, autonomia e indipendenza. I primi che ho sentito parlare di questi temi è stata proprio la Liga Veneta e la Lega Nord. Sono loro che hanno portato nel vocabolario della politica, adesso sono tutti autonomisti, tutti indipendentisti, tutti federalisti, però alla fine chi ha portato questi temi alla ribalta, sono stati proprio i veneti per primi e sono stati proprio i leghisti.
Poi può piacere, può non piacere, ci sono stati degli errori, ci mancherebbe altro. Chiunque fa errori, nessuno ha la verità in tasca. Però sta di fatto che se oggi voi siete a favore dell'autonomia, lo siete perché avete ascoltato anche voi. Diciamo che c'erano delle alleanze politiche che non consentivano ovviamente di muoversi in un certo senso. No, chiarissimo. Sì, prego, avvocato Morelli. No, c'è da dire per così intervenire sul passaggio. La modifica del titolo quinto della Costituzione è avvenuta nel 2001 e indicava le materie, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui parla il 116 terzo comma, le indicava dal 2001 e le norme è quella del 117 terzo comma e secondo, che è chiarissima, che è quella utilizzata anche per questo. Bastava dire alle regioni, nel caso il Veneto, che ne ha le capacità e le risorse, e il Veneto aveva le capacità e le risorse, sono attribuite tutte quelle competenze. Pensi il paradosso, ed è una nota per i telespettatori per riflettere, che il negoziato è un negoziato a ridurre oggi, perché sennò basterebbe dire tutte quelle materie che potenzialmente la Costituzione consente siano esercitate dalle regioni che ne hanno le capacità e le risorse, il Veneto è una di queste, sono di competenza di quella regione. Il negoziato durerebbe 2 minuti. 2 minuti. E sarebbe, invece il negoziato è volto a ridurre, perché se così non fosse basterebbe dire applichiamo per il Veneto e per chi altro ne ha i requisiti la norma del 117 terzo comma e secondo comma per le lettere L e NS, che sono quelle che indicano le competenze. Ma qui secondo me il gioco, la questione la questione, mi corregga Zanetti se è vero oppure no, si ruota intorno all'aspetto economico, fiscale, è lì sostanzialmente, certo. Perché poi competenza a legiferare o meno, sì, per carità, una volta evitato il disastro, quello che poteva accadere con il referendum che è stato appena bypassato, cioè avremmo perso le maggiori autonomie, e quindi la sanità stessa con i DG, che i direttori generali che venivano nominati addirittura da Roma, insomma ci poteva essere veramente una situazione un po' paradossale. La riforma Madia, insomma ci potevano essere cose un po' paradossali. Evitato questo, siamo a una questione economica, quello sostanzialmente, o no? Cosa ne dice? E conti alla mano, come lei ne ha fatti anche tanti, effettivamente ci sarebbe un risparmio di spesa, allo Stato converrebbe, perché io lo guardo sempre dal punto di vista dello Stato realisticamente, perché a noi, come lo dicono, certo che converrebbe, ma allo Stato converrebbe, guardi, secondo lei? Intanto io dico ricordo che questo è un referendum consultivo, quindi come tale non è che se poi vincerà, come è probabile, immagino i sì, con una stragrande maggioranza, la mattina dopo ci svegliamo che il Veneto è autonomo, indipendente. Per il quale non è richiesta una minoranza? No, è consultivo, non è richiesto un quorum, no? Dice se 10 vanno a votare, 9 dicono sì alla maggiore autonomia e 1 no, hanno vinto, ma non è che la mattina dopo il Veneto è autonomo. Però è importante che la gente vada per mostrare che c'è questo quello che è importante è che diventa una sorta di, mi passi insomma il mio lavoro, insomma, diventa una contrattazione tra il Veneto e lo Stato centrale. Su che cosa? Sulle materie che hanno molto a che fare con la spendita poi del denaro pubblico in questo caso, perché avere maggiore libertà d'azione in tema sanitario, in tema di istruzione, in tema di tasse locali, ne cito 3 che sono gli ambiti più importanti, significa poter gestire in maniera diversa una quantità di risorse che oggi entrano in questa regione e che poi vengono devolute ovviamente allo Stato centrale. E se quindi in questa contrattazione, ecco la vera operazione in corso, il governatore potrà vantare una forza politica, perché di questo si sta parlando, che gli consente di avere una maggiore libertà nel trattenere una parte di queste risorse per farci determinate cose all'interno di questi ambiti, ma penso anche alla semplice gestione della macchina complessiva pubblica, perché insomma, la macchina pubblica gestisce tante risorse, no? Ecco, direi che è una battaglia molto importante. A questo si riduce, non stiamo parlando di altro, se non sbaglio avvocato, è di questo che stiamo parlando. Su questo aspetto allora io penso che potrebbe essere interessante vedere come si spendono queste risorse, perché guardi, io sono sempre più convinto di questo. La spesa pubblica è altissima, sono oltre 800 miliardi di euro in questo paese, però come lei sa si possono spendere o bene o male le risorse che affluiscono in conto capitale. Se si spendono bene, gli effetti si vedono sul territorio, si vedono nell'amministrazione della macchina pubblica, o si vedono nella gestione della sanità, dell'istruzione, delle forze dell'ordine e quant'altro. Se ci sono sprechi e si spende male, o peggio ancora se ci sono ruberie, evidentemente la caduta di queste entrate e di queste spese va in senso negativo.
Quindi io credo che la vera battaglia sia avere un controllo maggiore su come vengono spese queste risorse, per vedere quante arrivano, come vengono destinate e quali effetti producono gli interventi politici, perché lei sa che se io intervengo in sanità o intervengo nell'istruzione in un modo anziché in un altro, faccio la differenza tra una spesa qualificata e una spesa inqualificata o a dir peggio di spreco. Quindi io credo che la battaglia si giochi sotto questo aspetto, vedere la forza politica che può avere in questo momento la Regione Veneto per avere una maggiore elasticità nel recupero di queste risorse e quindi nella spendita delle stesse. Ma secondo lei, quando il Ministro ha parlato di contenuti? Quando ha parlato di contenuti si riferiva alle deleghe. Si riferiva alle deleghe, esatto, a questo si riferiva sostanzialmente. Sì, no, sui contenuti, chiedo scusa. No, ho finito. Sui contenuti, la Giunta regionale del Veneto, che ne ha la competenza di dare attuazione all'iniziativa appunto di negoziato con il governo italiano, il 15 marzo ha presentato una propria delibera, la 315 del 2016, con un testo di 56 articoli, che ho qui sotto mano, che individua le materie e che chiede le competenze e le risorse per far fronte a queste materie. La realtà è che la procedura, cui abbiamo accennato prima, è una procedura falciante, e questo che bisogna dire alla gente: non bisogna andare a votare, dobbiamo andare a votare tutti, dovremmo andare a votare il 100% e avere il 100% di sì. E nonostante questo, lo dico con mio malgrado, purtroppo non bisogna aspettarsi, come diceva il dottor Zanetti, che il giorno dopo il Veneto avrà quello che ha chiesto, perché dovrà partire poi la seconda trattativa, ammesso che si sia superato il referendum con un certo risultato, quindi che dia forza, la seconda trattativa per dar corso all'iniziativa di legge statale che parte dal Veneto e che deve essere votata allo Stato. Questo è là è un ostacolo che io vedo insormontabile, per cui dico prepariamoci ma io dico, andiamo a vedere, qualcuno ha detto, chiedo scusa, solo su completare il ragionamento, che giustamente fare riconoscere questa autonomia alle regioni, il Veneto in particolare che ne ha le caratteristiche, le condizioni, vuol dire dare attuazione al principio di eguaglianza, osservando che dare attuazione al principio di eguaglianza vuol dire trattare allo stesso modo o in modo simile le situazioni simili, ma di trattare in modo diverso le situazioni che sono diverse. E quindi alla Calabria, senza togliere i calabresi, ho anche amici simpaticissimi che fino a qualche anno fa, e forse adesso non lo so, aveva il bilancio della regione verbale. Noi capiamo che non si può parlare di autonomia, ma saranno queste regioni, ai noi, che inevitabilmente si opporranno, perché se il Veneto non è che con questa autonomia andrebbe a chiedere a Roma qualcosa che appartiene agli altri, assolutamente. Si terrebbe quel residuo fiscale di cui parlava il dottor Zanetti nel suo primo intervento, vuol dire una volta erano 21, ma adesso causa anche della recessione che siamo in atto sono ridotti intorno ai 15 miliardi, che sono comunque dei veneti, e di questi non si chiederebbe neanche l'intero, ma i 9 decimi. Io ribadisco ancora una cosa: non illudiamo la gente. Però è importante, questo referendum, lo diceva bene il professor Bertolissi, che lei ha intervistato, ha un valore storico. Lei pensi che nel 1992 la Corte Costituzionale, con la prima sentenza, tra le motivazioni incredibili oggi, ma fino all'altro ieri, fino alla sentenza, aveva detto testualmente che l'indirizzo politico che potrebbe uscire da un referendum regionale su questa materia non sarebbe resistibile da parte del Parlamento. Cioè, come dire, attenzione, perché questo passaggio, esercizio di democrazia che tutti condividiamo e credo che nessuno, anche tra gli ascoltatori, si opponga, avrebbe un valore di condizionamento politico del Parlamento. Pensi a che epoca eravamo, 1992. E io credo però che, grazie anche, l'hanno citato alcuni degli amici qui presenti, al voto che c'è stato il 4 dicembre, cioè la gente si è appropriata del proprio futuro in qualche modo. Però dobbiamo essere realisti, io ci tengo molto a questo passaggio, non arriveremo mai al risultato, e poi la trattativa è una trattativa a ridurre. Certo, comunque il discorso della trattativa è anche qua importante, perché poi si è ridotto tanto la discussione sul discorso della trattativa prima del referendum o dopo il referendum. Se vuole, e che qui adesso ne parliamo, infatti a lei Luciani pubblicità. Sì, volevo solo appunto inserirmi sul discorso. Quando si dice è impossibile, il grande banco di prova ce l'avrà proprio il centrodestra alle prossime elezioni
perché se il centrodestra riesce a vincere le elezioni nazionali o il 5 Stelle, visto che insomma sono disponibili, avranno l'opportunità invece di farlo approvare in Parlamento. Ecco perché è così importante questo momento storico, perché questo governicchio che abbiamo adesso di gente autoproclamati, autoeletti, non si sa chi sia, perché alla fine gente veramente inqualificabile, che per forza di cose dovremo andare, io penso che andremo ad ottobre perché hanno da farsi il vitalizio e prima non ci andremo, ecco, a ottobre se noi siamo già riusciti a iniziare, certo che non sarà magari questo ministro a gestire la faccenda, ma sarà un ministro o del centrodestra dove ci sarà la Lega Nord, quindi non avrà più scuse, diciamo, da un lato, giusto? Quindi le famose scuse di cui parlavamo e dei dubbi, o l'eventuale governo del 5 Stelle che è così disponibile, e Grillo lo ha detto tante volte, sicuramente i veneti potranno invece avere il risultato. Ecco perché è così importante e fondamentale andare a votare a questo referendum e avere forza. Maggiore, senza dubbio. È fondamentale, lo dicono persone di elevatura come abbiamo sentito prima, lo dico io da, voglio dire, semplice appartenente a un partito, alla Lega Nord, ma lo dice chiunque, cioè ogni qualvolta che il popolo si esprime è fondamentale, e lo vedete anche voi come ogni giorno cercano di non farci esprimere, questa è la verità. Quindi in realtà ce l'abbiamo questa possibilità di riuscire a trovare una trattativa seria, perché avremo o una Lega al governo o un 5 Stelle che dice che è così disponibile e quindi... O un altro governo di Trump. No, se c'è il centro-sinistra, certo che no. Prima di andare in pubblicità, sentiamo anche l'intervista a Zilio, Presidente della Camera di Commercio, poi andiamo in pubblicità. Presidente Zilio, una maggiore autonomia per il Veneto, per le categorie produttive economiche che lei rappresenta, cosa potrebbe andare a comportare? Ma guardi, siamo circondati da regioni autonome, pensare al Friuli Venezia Giulia piuttosto che all'Alto Adige, già là vediamo le differenze. La regione Veneto avrebbe bisogno di un po' di autonomia, sicuramente, se non dal punto di vista del distinguo, quanto PIL produciamo, quante tasse paghiamo, quanto mandiamo a Roma e quanto ritorna, perché poi quando si parla di debito pubblico vorremmo capire chi lo produce il debito pubblico in Italia. Credo che il Veneto non lo produca nella stessa quantità industriale che qualche altra regione produce. Ecco, già questo basta per capire che un distinguo va fatto, quindi trovo corretto che il governatore Veneto agisca e muova queste leve, perché muove anche una coscienza generale. Se noi in Italia avessimo un distinguo di ogni regione, sia per il PIL che produce, sia per il debito pubblico che produce, oltre naturalmente il centralismo che di PIL ne produce, che di debito pubblico ne produce in abbondanza, potremmo anche comprendere e distinguerci da altre realtà e iniziare un processo autonomista costruito col buon senso. Trasversale politicamente? Ma sicuramente sì, perché io per esempio non sono convinto che l'autonomia e una regione autonoma staccata dal resto del mondo possa funzionare, ecco, purché guardiamo l'Europa, purché guardiamo l'euro, perché anche uscire dall'euro non è una cosa semplice, vabbè, possiamo dichiararlo politicamente, ma poi se non abbiamo il piano B noi avremo del debito pubblico da pagare e non lo paghiamo in euro e quindi probabilmente quel debito pubblico sarebbe un fallimento per tutti noi, quindi attenzione, però io sono convinto che questa strada va bene per stimolare e va bene per fare alcuni distinguo.